Essere tuttologi è difficile, noi dobbiamo leggere tutto, dobbiamo cercare di capire tutto, è logico che poi non si può sapere tutto, ognuno approfondisce maggiormente il tema che conosce di più. Ad esempio in assestamento di bilancio la parte sulla sanità era una parte abbastanza marginale, non c'erano, a parte delle spese programmate per le grandi strutture ospedaliere, l'ospedale di Udine, l'ospedale di Trieste, che erano già sono delle rate già previste dagli anni precedenti, che sono riportate nella parte tabellare. C'erano alcuni spostamenti di soldi, ma non cose significative. La cosa più significativa riguardo gli ospedali era una richiesta di, visto che le aziende, soprattutto le aziende territoriali, un po' meno gli ospedali, in questi anni hanno fatto utili, nel senso che come può fare utile un'azienda ospedaliera? In realtà sono soldi dati dalla regione. Se il territorio non spende tutti questi soldi ha un disavanzo positivo. La richiesta in assestamento di bilancio era di unire in un'unica cassa i disavanzi positivi e di ripartirli in una maniera un po' più coordinata a seconda appunto delle necessità. Naturalmente c'è stato qualche emendamento che voleva abrogare. Io cerco di essere, che voleva abrogare questo ragionamento, noi abbiamo votato in maniera contraria. Poi c'era un discorso sugli animali di affezione con modifiche sia a livello normativo che qualche piccolo stanziamento. Lì io avevo chiesto con un emendamento di avere la salvaguardia, perché c'era una richiesta di una convenzione per delle strutture che gestissero questa cosa qui. Io avevo chiesto la clausola di salvaguardia, per cui che il regolamento passasse in commissione. Poi alla fine, confrontandoci con gli uffici, c'era un'unica struttura che doveva essere convenzionata per questo, per cui ho ritirato l'emendamento. E per quanto riguarda la commissione sesta, invece, la parte cultura, che è l'onora dove si è parlato di Friulano, io ho approfondito il fatto dei finanziamenti con i corregionali all'estero, che sono abbastanza ben foraggiati. Avevo l'idea di spostare alcuni finanziamenti, poi approfondendo meglio ho visto che comunque c'era una normativa, un regolamento che vincolava questi soldi, per cui alla fine ho detto piuttosto che spostare, se non so bene esattamente come vengono utilizzati, non chiedo niente. E invece su questa cosa qui è uscito sui giornali, ed è una cosa su cui sto lavorando anche adesso e su cui lavorerò nel futuro, il discorso dei finanziamenti alla cultura e i finanziamenti allo sport. Se vi collegate, dopo magari mi taccio, ma lo riprenderò la parola dopo, però è una cosa che è importante. Allora, la politica spesso ha usato questi finanziamenti alla cultura e allo sport come marchette, lo dico anche se ce l'ha. Perché? Perché per fare consenso ha dato anche 1.000 euro all'associazione sportiva, alla parrocchia, allora sul finanziamento della cultura, che è importante, sul finanziamento dello sport c'è bisogno di un ragionamento più ampio che stabilisca a priori i criteri. Cosa succede? In questo assestamento di bilancio è stato nobile il fatto che è stata rifinanziata la cultura, perché a differenza di quello che diceva tempo fa qualcuno che diceva che di cultura non si mangia, la cultura è fondamentale per le scelte che uno fa nella vita e per la consapevolezza che uno ha rispetto a come vive. Solo per dirvi, il primo fattore di salute di un bambino è la cultura della mamma, per cui, no? Il secondo è quanti soldi ha in tasca la mamma, se può dargli da mangiare o no. Per cui il fatto di avere la cultura e di avere un sostegno economico sono quasi più importanti di avere un ospedale lì vicino, no? Per capire l'importanza anche di questi discorsi. In questi anni, vi dico, ci sono stati quelli che vengono chiamati finanziamenti puntuali, cioè uno arriva in commissione, in consiglio, si siede, no? Si è letto tutta la legge, si è letto gli emendamenti presentati, dopodiché gli viene uno e gli presenta un emendamento, dice, legge, cos'è questa cosa qua? Finanziamento Go Basket. Finanziamento Go Basket? Cioè, scusa un attimo, finanziamento associazione Italia d'Italia.
capito? Ma cioè, siamo in assestamento di bilancio, l'assestamento di bilancio dovrebbe essere finanziare le cose urgenti. Cioè, c'è un'urgenza in questo? Allora, se c'è un'urgenza mi spieghi perché. Com'è quello che è stato presentato anche da noi, c'era un caso grave, una casa di riposo che stava chiudendo, che lasciava gente in strada. Allora, mi motivi l'urgenza, mi scrivi in legge l'urgenza ed è una cosa condivisa da tutti. Se non viene fatto questo e viene usato il fatto di andare in aula a presentare emendamenti per foraggiare gli amici alla fine, che viene fatto sia dalla giunta, infatti è uscito anche sui giornali, no? Poi alcuni assessori sono arrabbiati come noi, facciamo arrabbiare un po' tutti. No, giusto? Così noi facciamo arrabbiare. Serracchiani. C'era la Serracchiani incazzatissima, c'era l'assessore incazzatissimo. Noi dobbiamo capire, chiediamo spiegazioni, se dopo si arrabbiano pazienza. Per cui l'ottica è in questa direzione di rendere trasparenti le leggi, i bilanci, anche i finanziamenti alla cultura. Io sto approfondendo, ma magari dirò dopo, alcuni altri tipi di finanziamenti e come vengono usati i soldi pubblici su questi due argomenti. Magari dopo. Bene. Mi auguro che Andrea insista in questa modalità di espressione spesso. Vabbè, tanto per passare a chi li fa arrabbiare veramente. Vabbè, io diciamo per quanto riguarda le commissioni mi pare che sono l'unico che ne sta seguendo 3, e Ilaria che anche fa parte di una 7ª commissione cosiddetta che è il Comitato Legislativo di Controllo, per cui in questo mese e mezzo diciamo, sì, ho visto passare quasi tutte le leggi di cui vi hanno già parlato, per cui se ci saranno problemi sarà colpa mia. Sì, noi abbiamo praticamente passato questi 2 mesi e mezzo in definitiva, perché è dal 13 maggio che siamo effettivamente consiglieri e siamo effettivamente entrati in palazzo, perché le prime 2 settimane eravamo ancora a Udine, non avevamo neanche gli uffici. Dal 13 maggio abbiamo iniziato la ricerca poi dei collaboratori, come sapete. Io, anche se non ci sono, vorrei fare un ringraziamento speciale alle 3 persone che ci stanno seguendo, Emanuele, Erika e Gabriele, e soprattutto a Saverio, che non so se ci raggiungerà quest'oggi, ma ovviamente se ognuno di noi sta seguendo qualcosa in particolare, lui è sopra di noi che deve seguirle tutte, perché poi alla fine quando cerchiamo un riferimento, un consiglio, cosa fare, cosa non fare, andiamo a rompere le scatole a lui, giustamente. E quindi questo anche va ricordato e va detto. Per quanto riguarda i ragazzi che ci seguono, sono ovviamente una risorsa molto importante che ci ha permesso in questi 2 mesi e mezzo praticamente, io credo, di capire un po' veramente, se non tutto, gran parte del lavoro che dobbiamo fare e che saremo chiamati a fare da qui in futuro, perché non so quante volte il Consiglio regionale abbia emanato, diciamo così, 5 leggi in un mese. È successo veramente di rado, perché se poi voi andate a vedere quante sono le leggi fatte da un Consiglio nell'arco dell'anno, difficilmente troverete numeri simili. Questo ovviamente ci ha permesso di fare una palestra molto, molto buona. Abbiamo imparato chiaramente tante cose, perché la nostra conoscenza del, chiamiamolo palazzo, di tutto il meccanismo, penso che fosse pari a quella di qualsiasi di voi, cioè non avevamo chiaramente conoscenza approfondita di cosa ci potesse essere, perché anche guardando i consigli regionali non ti puoi rendere conto poi di quello che c'è dietro, e come diceva anche Andrea, di tutta quella mole di carte che passano. Noi siamo arrivati all'assestamento di bilancio che aveva praticamente, era così come ce l'hanno presentato, era così, è diventato la metà di quei faldoni lì, per cui
sia con gli emendamenti presentati dall'opposizione, chiaramente qualcosa abbiamo presentato anche noi, ma insomma questo è una parte del lavoro che stiamo facendo. Entrando più nel merito, io mi sono occupato all'inizio con uno dei miei cavalli di battaglia, palini, ovvero la lotta ai centri commerciali. Ho presentato un'interrogazione alla Giunta per quanto riguarda l'ampliamento dell'outlet di Palmanova, che è un po' il simbolo dei centri commerciali. Adesso verrà magari sostituito dall'Ikea qui di Villesse, perché sarà ancora più grande quello. Avevo fatto questa interrogazione un po' perché è assurdo continuare nel 2013 a costruire negozi di fatto quando ne chiudono a una media impressionante ogni giorno, e io facendo poi anche le varie ricerche avevo visto che anche l'outlet originale, quello che c'è adesso a Palmanova, nell'ultimo anno ci sono state 10 chiusure. Questo è per rispondere a chi sostiene che l'outlet funziona, che c'è comunque tanta gente che ci va. Sì, ci va, però ci sono anche 90 negozi che di fatto vendono lo stesso prodotto, per cui tutte le persone che arrivano dovreste dividerle per 90. Comunque, a parte questo, poi studiando le varie carte, le varie varianti che sono state presentate dal Comune alla Regione, tutte le lettere, mi ero accorto che c'erano 2 o 3 passaggi che ovviamente non mi quadravano, e ho sollevato il caso alla Giunta. Questo ha portato un risveglio del Comune proprio di Palmanova, che sarebbe tagliato fuori da questi lavori, perché l'outlet, pur chiamandosi Outlet Village Palmanova, nasce o cresce sul comune di Aiello del Friuli, che è un comune limitrofo, per cui Palmanova in teoria non aveva voce in capitolo, e invece grazie anche a questo mio intervento il sindaco di Palmanova ha chiesto anche alla Giunta che effettivamente si riaprisse tutto il discorso per le problematiche anche tecniche che avevamo sollevato noi. Questa era una delle prime cose che ho fatto in consiglio, e dopo ovviamente, a parte cercare di capire come funziona l'assestamento di bilancio e tutte le leggi che ci vengono presentate, ci siamo scontrati sui 2 temi principali. Uno è quello dei costi della politica, dove Elena ha fatto un lavoro eccellente davvero, perché lei conosce tutto. Di quella legge vi può spiegare per filo e per segno tutti gli aspetti, soprattutto quelli che riguardano i soldi ai gruppi, i soldi per i personali dei gruppi. Lei veramente ha fatto un lavoro egregio, e io mi sono occupato più che altro se qualcuno mi ha seguito, di capire quali fossero effettivamente questi tagli e cosa comportavano anche a noi consiglieri regionali, perché è facile dire tagliamo l'indennità, quindi il compenso dei consiglieri del 40-50%, come avevano anche promesso e come continuano a dire che hanno fatto, quando poi vai a verificare che c'è un aumento dei rimborsi spese, ci sono un aumento delle spese della regione per far fronte a delle spese che prima venivano tutte calcolate all'interno della busta paga dei consiglieri, per cui noi abbiamo fatto dei calcoli. Io personalmente ho una busta paga, come molti di voi sanno, di 9.000 euro netti, ne andrò a percepire 8.000, forse sì, 7.700, per cui il taglio effettivo delle spese è un 10-15% sul valore netto chiaramente della busta paga. Poi ovvio c'è stata l'abolizione del vitalizio, e avremmo anche voluto vedere che non ci fosse. Questo è chiaro che comporta un risparmio per la regione, però le cifre che ci sono state date, che vengono date anche alla stampa, di risparmi colossali, il 90% per i soldi ai gruppi, 4 milioni di euro per l'abrogazione del vitalizio,
a noi non tornavano, non capivamo, e in teoria non capiamo neanche adesso da dove vengono fuori. Abbiamo fatto questa lotta sia in commissione sia in consiglio, per chi poi magari ha già seguito i nostri interventi, e proprio per dire alla Giunta: guardate che c'è un problema di fondo, noi finché non capiamo dove sono questi risparmi non ci stancheremo mai di chiedervelo. E quindi sì, poi alla fine abbiamo capito anche noi dove stava un po' il trucco, e quindi tutte le voci che loro prendevano per indicare quanto spendevano prima e quanto si spenderà dopo non facevano riferimento a questa legislatura, facevano riferimento alla legislatura passata, non tenendo conto, ad esempio, per quanto riguarda le spese gruppi, che poi sono quei soldi che hanno visto coinvolti molti consiglieri nello scandalo degli scontrini, di quello stiamo parlando. E prima praticamente la regione dava 2,7 milioni a tutti i gruppi consigliari l'anno per affrontare tutte le spese ovviamente necessarie per espletare il mandato, diciamo così, dei consiglieri. E adesso invece si è scesi fino a 300.000 euro. Ora è vero che da 2,7 milioni a 300.000 euro c'è un risparmio effettivamente del 90%, il problema qual è? Che 2,7 milioni erano già stati dimezzati da tondo subito dopo lo scandalo, per cui si passava già a 1,3 milioni praticamente, per cui la cifra non doveva essere più quella, la cifra di riferimento non doveva essere più 2,7 ma 1,3 milioni. 1,3 milioni era rapportato anche al maggior numero di consiglieri, perché noi abbiamo avuto anche da gennaio in poi la riduzione dei consiglieri, per cui anche in questa legislatura non avremmo comunque avuto una spesa di 1,3 milioni, ma era effettivamente ancora più bassa. E poi ovviamente da quella cifra si può calcolare il risparmio effettivo fino a 300.000. L'altro problema qual è? Che i 300.000 euro non è stata una scelta della Giunta Serracchiani di destinare questa somma ai gruppi, ma è stato un decreto legge varato dal governo Monti l'anno scorso, che obbligava praticamente tutte le regioni d'Italia a destinare quella cifra, che viene sempre rapportata comunque al numero di consiglieri, per cui magari ogni regione ha una cifra diversa, ma nel nostro caso, essendo 49 consiglieri, si arriva a 300.000 euro. Per cui non è stato un taglio voluto da loro, ma loro hanno dovuto fare questi come anche altri tagli. E quindi la nostra ovviamente attività serve sempre per sia metterli di fronte a quelle che erano anche le loro scelte, le loro proposte. Noi abbiamo avuto in quei giorni anche vari battibecchi con vari battibecchi con gli altri consiglieri, perché io dicevo: ma voi in campagna elettorale avete proposto 5.000 euro lordi come compenso ai consiglieri, che effettivamente sarebbe il 50% di riduzione, e ora invece avete già cambiato idea. E quindi è un modo come per dirgli: sì, siete in questo caso incoerenti anche con voi stessi, quindi non è che siamo noi talebani che vi stiamo chiedendo di ridurvi lo stipendio chissà di quanto, cioè l'avete promesso voi, ora almeno fatelo. Poi vabbè, c'è stato anche un altro passaggio in cui gli ho ricordato una cosa molto semplice, che se si sono candidati in un partito dove già si prevedeva che il compenso del consigliere sarebbe stato ridotto, il fatto di aver percepito per 3 mesi una paga che comunque era superiore, vuoi di 1.000, vuoi di 2.000 euro a seconda dei casi, comportava secondo noi un problema. E quindi abbiamo detto: visto che noi comunque ogni mese restituiamo, come sapete, i soldi, li destiniamo al fondo sviluppo, io vi invito a fare lo stesso, perché dovreste fare la differenza dei soldi che avete preso dal 29 maggio, la prima busta paga praticamente, rispetto a quella che prenderete a settembre, quando la legge entrerà effettivamente in vigore.
fare la differenza tra le due, vedere effettivamente quanto è il risparmio, e comunque quei 5 mesi che avete preso soldi in più non vi aspettavano, perché moralmente non vi aspettavano, anche voi vi siete impegnati a dire che sarebbero stati troppi e quindi non sarebbero dovuti, e dovreste fare come noi, restituirli per il fondo sviluppo. Ecco, questo è, diciamo, quello che è successo un po'. Ovviamente si sono un po' arrabbiati sono un po' arrabbiati, insomma, non mi amano tanto, ma da una parte va anche meglio così. No, a parte questo, secondo me è stato anche un bene avergli detto direttamente in faccia le cose, così almeno sanno che non siamo lì né per scherzare né per inciuciare, ce ne frega niente, noi vogliamo che le cose siano fatte e che siano fatte bene, insomma. Se poi loro prendono altre vie, siamo lì anche a ricordarglielo che effettivamente stanno sbagliando. L'ultima cosa, anche qui ci sarebbe da parlare, magari dopo, anche se volete possiamo approfondire, per quanto riguarda il disegno di legge numero 6 che era nato come decreto anticrisi, questo che ci ha visti destinare i 180 milioni di euro arrivati così dal cielo praticamente, perché noi abbiamo fatto, come ricordava prima Andrea, anche un assestamento di bilancio dovendo gestire 70 milioni di euro. Quindi la settimana dopo sono entrate, diciamo così, nelle casse della regione per un versamento dell'IRES da parte di un'azienda di cui non c'è stato detto il nome, ma se volete magari sì, possiamo fare qualche supposizione, ma insomma non importa questo. C'è stato questo gettito di 180 milioni di euro che, se avessimo potuto gestirli in assestamento di bilancio, sarebbe stato ovviamente meglio, anche perché invece abbiamo apprezzato in qualche modo il fatto che la Giunta abbia deciso di impegnare questi soldi per le imprese, perché è anche una cosa che ci sta ovviamente a cuore, e abbiamo in qualche modo cercato di capire intanto i vari meccanismi. Ci siamo impegnati affinché venisse risolto anche ormai annoso problema dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione da parte delle imprese, perché come sapete molte imprese fanno dei lavori per comune, provincia o magari regione, ma prima di essere pagate passano quasi anche degli anni ormai, ed è una cosa ovviamente assurda. Infatti ormai in Italia, anche tramite le statistiche, 1 su 3 deve chiudere pur vantando dei crediti verso la pubblica amministrazione. Quindi diciamo lì abbiamo avuto l'assicurazione che tramite questi strumenti almeno le piccole e medie imprese non avranno più questo problema da qui almeno fino al 2014 sicuramente. Poi c'era questo passaggio del reddito di cittadinanza. Con il reddito di cittadinanza praticamente noi abbiamo detto ok, è un decreto anticrisi e quindi vedevamo bene comunque all'interno di uno stanziamento anche di somme così importante un intervento anche da quel punto di vista lì. Noi non abbiamo, non so quanti di voi hanno letto poi effettivamente quello che abbiamo proposto alla Giunta, però non impegnavamo la Giunta a spendere dei soldi nell'immediato, impegnavamo la Giunta a trovare gli strumenti necessari per avviare magari questo discorso già da fine anno con la nuova finanziaria. Poi si potevano trovare anche i soldi in base ai calcoli che si sarebbero fatti anche in autunno praticamente, quindi bisogna decidere quante persone aiutare, come, in che modi e soprattutto sì, con quale metodo. Io avevo parlato personalmente con l'assessore Peroni, spiegandogli appunto che non chiedevamo uno stanziamento economico immediato,
E lui mi guarda e mi fa: ma questo non era anche un punto programmatico nostro? E io ho detto: appunto, però sì. Noi siamo qui per ricordarvi i punti che secondo noi, come diceva Elena ai primi giorni dopo le elezioni, diciamo, ci avete copiato, tra virgolette, dal nostro programma, e quindi adesso vogliamo vederli realizzati. Senza virgolette. Vabbè. E quindi questo era anche uno, ovviamente, dei nostri punti, ovviamente anche dei loro, e infatti è successo praticamente che noi abbiamo presentato questo ordine del giorno, e nel momento in cui la Giunta doveva accoglierli o meno, all'inizio l'assessore aveva detto che l'avrebbero accolto. Sì, no, la Giunta l'ha accolto. Praticamente lì c'erano 3 ordini del giorno da votare, 2 erano nostri, il secondo prevedeva un centro unico, diciamo regionale, che si occupasse dell'internalizzazione delle imprese, che non vuol dire la delocalizzazione, ma vuol dire aiutare le imprese friulane, comunque del Friuli Venezia Giulia, a esportare i propri prodotti, a conquistarsi anche mercati emergenti, eccetera, perché al momento nella regione ci sono vari enti o vari istituti che stanno seguendo questo, però secondo noi un'unica regia o anche chiamare le cose con un unico nome per evitare che un imprenditore vada a destra, a sinistra, perda tempo, come poi succede sempre con la burocrazia italiana, poteva essere una cosa importante. Quindi c'era questo, c'era il reddito di cittadinanza, e poi c'era un mega ordine del giorno presentato da tutte le altre forze, attaccati, ok, dove si prevedevano sempre degli interventi. Molti erano anche meritori, che avremmo anche potuto sottoscrivere, però ce n'era uno, sì, no, vabbè, ce n'era uno che non ce la siamo sentita di sottoscrivere, siccome prevedeva un impegno anche economico, ci hanno poi detto, ora vedremo, di una ventina di milioni di euro per ricapitalizzare le partecipate, ovvero le nostre finanziarie, quindi di fatto Friulia praticamente si è capito. A quel punto noi abbiamo detto: no, questo non lo possiamo votare, ma non lo possiamo votare non perché siamo, diciamo, contro alle partecipate a Friuli, ma proprio perché sia noi che il centrosinistra nel programma hanno la ristrutturazione di tutte le partecipate. Allora noi diciamo: dobbiamo mettere mano a queste società, poi di fatto, e dobbiamo riorganizzarle, vogliamo entrare, vogliamo verificare se funzionano o meno. Dal nostro punto di vista era, tra virgolette, un assurdo continuare invece a mettere soldi prima che questo venisse fatto. E quindi abbiamo chiesto alle altre forze di togliere eventualmente questa parte dall'ordine del giorno generale, magari farne uno a parte che noi avremmo o votato contro o ci saremmo astenuti. Loro non hanno voluto, e praticamente noi ci siamo trovati diciamo fuori da quell'ordine del giorno, però siamo andati avanti per la nostra strada per quanto riguardava il reddito di cittadinanza e il centro per l'internalizzazione. Il centro